Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo i titoli. Il taglio dell'IRPEF non basta, le promesse del governo non convincono gli agricoltori. La protesta è arrivata ieri anche sul palco di Sanremo, oggi manifestazione nel Ragusano. Oltre 100.000 famiglie in Sicilia non possono acquistare farmaci, il caro vita rende sempre più difficile curarsi. Dal banco farmaceutico l'appello a donare medicinali ai più bisognosi. Oggi è la giornata del ricordo in memoria delle vittime delle foibe. In una scuola di Catania consegnata la medaglia alla nipote di uno dei caduti. Mi avete preso per un mio errore, nessuno mi ha tradito, così gli ultimi verbali di Messina Denaro smentiscono la tesi di una trattativa. Soffiano venti di rimpasto alla Regione, fine settimana di riflessione per Schifani che dovrà capire come riportare il sereno nella maggioranza dopo il doppio flop in aula all'Ars. Calcio, il Catania insegue la vittoria che manca da quasi un mese. Al Massimino domani arriva la Casertana. Il Messina sogna e va in trasferta ad Avellino. Pallavolo, pubblico delle grandi occasioni al Palacatania dove arrivano i campioni d'Italia di Trento. La Saturnia ci prova. Le rassicurazioni del governo non convincono agricoltori e allevatori. Secondo loro il taglio dell'IRPEF per chi ha un reddito al di sotto dei 10.000 euro non basta. Ieri le loro ragioni hanno raggiunto anche il palco di Sanremo. Sentiamo Francesco Aloi. Ho espresso la mia disponibilità ad accogliere sul palco del festival le ragioni dei contadini. Amadeus legge il loro messaggio. Agricoltori e allevatori non ce la fanno più, vogliono misure concrete. Una delegazione della categoria ha incontrato la Premier Meloni ed il ministro Lollobrigida. Taglio dell'IRPEF solo per chi ha un reddito fino a 10.000 euro e non per tutti, è una delle misure. Ma questo non basta. Non è una misura che può interessare e agevolare il settore agricolo, perché intanto l'IRPEF è appunto una tassazione sui terreni agricoli, di conseguenza le aziende agricole per sopravvivere e non vivere nel nostro territorio hanno dei redditi superiori a 10.000 euro. Il governo mette sul piatto milioni e milioni per il settore, 300 per aiutare chi lavora nei campi a rialzarsi dai danni dei cambiamenti climatici, 80 aggiuntivi per le garanzie a favore delle imprese agricole. Per chi protesta però serve di più, lo stato di crisi nazionale. Tutelare il Made in Italy è uno degli slogan dell'esecutivo, ma per agricoltori e allevatori resta solo tale. Non c'è una vera tutela, dicono. Per metterla in atto si potrebbe iniziare bloccando l'import di grano dall'estero. Il Made in Italy si fa appunto accompagnando e sostenendo queste realtà a partire dai territori. Intanto la regione siciliana ha dichiarato lo stato di calamità, ma le proteste continuano. E intanto aumenta la povertà sanitaria in Sicilia, sono oltre 100.000 le famiglie che hanno difficoltà ad acquistare medicine. Importante quindi donare farmaci tramite il banco farmaceutico. Marco Gullà. Ci sono persone che non possono comprare nemmeno i farmaci per curare l'influenza o un raffreddore. La povertà sanitaria dilaga. Il rapporto della Svimez sui divari sanitari fra nord e sud rivela che circa 100.000 famiglie in Sicilia hanno difficoltà ad acquistare le medicine. È iniziata martedì scorso in tutta Italia e durerà fino a lunedì prossimo la 24esima giornata di raccolta del farmaco a favore del banco farmaceutico, un'occasione per dimostrare generosità nei confronti dei tanti che in particolare modo nella nostra regione sono costretti a rinunciare a curarsi. I dati che rileviamo a livello nazionale ci dicono che più di 1.600.000 abitanti, cittadini, non hanno la possibilità di accedere alle cure, 700.000 nel solo sud, 100.000 nella nostra Sicilia, un dato preoccupante che ci dice quanto oggi sia difficile acquistare un farmaco per chi non ha la possibilità di farlo. Quindi l'invito è quello di partecipare alla giornata del banco farmaceutico, di aiutare gli enti caritatevoli, dalla missione Speranza e Carità di Pietro Conte a Villanave, alla Caritas, a dare una mano alle persone indigenti. Persone indigenti come i senza tetto che vivono per strada. Molto spesso ci capita come angeli della notte di poter trovare delle persone tipo alla posta centrale, gente che in realtà con influenze altissime, non avere possibilità neanche di un'aspirina, una tachipirina, qualcosa, e
ha paura, perché molto spesso sono ai limiti anche della legalità, di andare in ospedale. È aumentata anche la richiesta da parte del Comune di sostenere le persone senza tetto, che purtroppo sono anch'essi aumentati. Quindi rivolgo un appello perché tutti possiamo farci carico di quelle persone che vivono in condizioni di povertà drammatica, e purtroppo si taglia col coltello, la povertà è veramente nettamente aumentata, di farci carico, ripeto, di queste persone, sostenendole nel loro bisogno di assistenza sanitaria. Oggi si celebra in tutta Italia la giornata del ricordo in memoria dei martiri delle foibe. In una scuola di Catania è stata consegnata la medaglia del Presidente della Repubblica alla nipote di una delle vittime, Emanuela Corsi. Mio nonno, era un poliziotto della polizia repubblicana e ha fatto il suo dovere e quindi è morto con onore. Giuseppe Bandeli, poliziotto italiano, è una delle vittime delle foibe, caduto nei territori di Istria e Dalmazia per mano dei partigiani jugoslavi nella primavera del 45. A ricordarlo è la nipote Maila, alla quale oggi gli studenti del Turrisi Colonna e del Cesare Battisti di Catania hanno consegnato una medaglia concessa dal Presidente della Repubblica nel corso delle celebrazioni organizzate dal prefetto Librizzi e dal sindaco Trantino. Tornando a casa nello svolgimento del suo lavoro fece una scorciatoia che da Trieste portava nella località di San Daniele del Carso, dove appunto abitava, e allora era italiana, oggi si chiama Staniel, e quindi in questo percorso purtroppo le mine dei partigiani lo hanno portato via. Secondo le stime degli storici furono tra i 5.000 e i 10.000 gli italiani uccisi nell'eccidio in Istria e Dalmazia durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Al massacro seguì l'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati che durò oltre un decennio. Una pagina della storia per lungo tempo dimenticata e taciuta. Per questo dal 2005 è stata istituita la giornata del ricordo. Questa storia tragica della nostra storia nazionale, che per tanto tempo è stata dimenticata ma che evidentemente oggi assurge alla dignità della memoria. Protagonisti di questa giornata gli studenti che chiedono la pace e ricordano gli orrori delle guerre che continuano ad essere combattute. Questa giornata è molto importante anche per ricordare tutte quante le persone che hanno sofferto. Ci danno l'opportunità ai professori di diffondere questo messaggio, cioè il messaggio della pace. Questa guerra che fanno non ha senso, pace in tutto il mondo. La cosa che ci dà speranza è che i ragazzi non si capacitino come mai l'uomo continui a sbagliare. A Catania un giovane di 25 anni che voleva darsi fuoco dopo essersi cosparso di benzina in una stazione di servizio è stato bloccato in tempo da agenti di polizia. È accaduto in viale Andrea Doria. Il giovane ha raccontato di volerla fare finita a causa di problemi con la moglie e con i genitori. Non fu tradito né ci fu una trattativa dietro la cattura di Messina Denaro il 16 gennaio scorso, ci fu un errore del boss. A rivelarlo lui stesso negli ultimi verbali. Laura Spanò. Gli ultimi verbali che riguardano Matteo Messina Denaro disvelati ieri mattina nel corso dell'udienza preliminare a carico di Laura Bonafede, sua ultima amante, dimostrano che non ci fu nessun traditore dietro la sua cattura. Il boss di Castelvetrano ha sempre saputo che in quel territorio dove ormai viveva da anni tutti lo adoravano come un dio e nessuno lo avrebbe mai tradito. Il sospetto fu invece paventato dal fratello del giudice Paolo Borsellino, Salvatore, dopo la cattura del boss a Palermo il 16 gennaio 2023. Per il fondatore del movimento delle agende rosse c'era il sospetto che questa cattura era ancora una volta frutto di un baratto con la criminalità organizzata. Mi aspetto di non vedere pagato nel prossimo futuro il prezzo di questa cattura, aveva detto Salvatore Borsellino. Non vorrei che la contropartita dell'arresto di Messina Denaro fosse l'abolizione dell'ergastolo stativo. I verbali dove è stata raccolta dai PM di Palermo l'ultima verità di Messina Denaro dicono altro, e a confermare che non ci fu nessun traditore dietro quell'arresto è Messina Denaro, arrivando ad una conclusione che lo stesso spiega ai giudici arrivati al carcere dell'Aquila per interrogarlo quel 7 luglio scorso, appena 2 mesi prima di morire. Con la mente, dice il boss ai magistrati, ho ricostruito tutto come è stato il discorso, so che non c'è stato nessun traditore. La mattina che mi hanno arrestato la prima cosa che uno pensa è che qualcuno ha tradito, è stato tradito Gesù Cristo, e allora il colonnello mi ha detto, le assicuro che non l'ha tradita nessuno, e io non gli ho creduto. Poi ragionando ho detto, vero è, ho letto le carte e mi sono fatto
trovato pure una logica. Mi avete preso per la malattia o per un errore mio, dirlo a mia sorella. Perché gliel'ho detto? Non volevo farmi trovare morta e nessuno in famiglia sapeva niente. Il boss si riferisce al fatto che l'appunto della sorella sulla malattia di Messina Denaro trovato nel bracciolo di una sedia fu l'inizio delle indagini che portarono all'arresto, ma Messina Denaro si preoccupava solo che la sua famiglia potesse venire a sapere della sua morte dai giornali. Il maltempo è arrivato anche in Sicilia, un forte vento ha spazzato soprattutto la provincia di Palermo, alberi caduti, tetti danneggiati, rami spezzati nella zona di Mondello ma anche in centro, difficoltà anche per la circolazione. Ieri sera sulla Palermo-Catania un camion si è ribaltato invadendo la carreggiata opposta, a Trapani forte pioggia. Il vento non scoraggia comunque le manifestazioni previste per il Carnevale, in particolare le sfilate di Acireale sono state confermate. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con la pagina politica. Riflessione in vista di un possibile rimpasto nella giunta Schifani. Dovrebbe servire a calmare i mal di pancia e riportare il sereno dopo il doppio flop in aula. Maglio Viola. Venti di rimpasto nella giunta Schifani alla regione siciliana dopo il doppio flop in aula all'Ars della maggioranza di centrodestra, con franchi tiratori che hanno bocciato prima la norma salva ineleggibili proposta da Fratelli d'Italia, poi la riforma delle province che era nel programma di governo dell'intera coalizione. Per tanti un cambio nella giunta potrebbe essere la soluzione per riappacificare tutto e tutti. Fratelli d'Italia però non ci sta a fare il capro espiatorio per la bocciatura della norma sulle province e sottolinea come oltre ai malumori noti ce ne sarebbero anche altri fino ad ora non intercettati. Nell'attesa di una riproposizione della riforma sale il dibattito sulle elezioni di secondo livello. Anche dentro frange di Forza Italia, da ultimo il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, che è anche responsabile enti locali a Catania e uomo vicino all'assessore Marco Falcone, dicono sì a un voto di secondo livello senza aspettare la riforma. In questo clima Schifani ha già incontrato oltre il presidente dell'Ars Galvagno, prima il segretario della DC Toto Cuffaro, poi il fondatore di MPA Raffaele Lombardo. I due ex presidenti della regione sulle elezioni di secondo livello sono di pareri opposti. Cuffaro dice no, Lombardo dice sì. Oggi e domani dunque pausa di riflessione, incontri interni ai partiti e consultazioni informali. Da lunedì altre consultazioni di Schifani a queste ufficiali e poi si vedrà. Di certo dovrà essere un rimpasto ampiamente condiviso per farlo subito ed evitare ripercussioni in vista delle elezioni europee. Se così non dovesse essere, allora si potrebbe ancora una volta rinviare tutto all'estate, dopo che i partiti si saranno contati, anche se le elezioni europee sono abbastanza anomale e difficilmente forniscano indicazioni politiche chiare. Altri 55 migranti sono sbarcati a Lampedusa, nonostante il mare in tempesta e i collegamenti fermi, i barconi continuano a salpare dalla Libia verso la Sicilia. L'ultima ad approdare è stata appunto una carretta di 7 metri. L'altorilievo marmoreo recuperato giorni fa nel mare di Agrigento rappresenta molto probabilmente un decoro frontale appartenente al celebre tempio di Zeus. Ecco come appariva nel rilievo in 3D realizzato nell'ottobre di 2 anni fa dai subacquei di BC Sicilia, Associazione per la salvaguardia dei beni culturali. Un cavallo rampante, elemento caratteristico delle rappresentazioni artistiche del periodo greco. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi una ricca pagina sportiva. Eccoci di nuovo in studio, siamo di sabato, come ogni sabato, subito dopo il TG andrà in onda Il Punto, la trasmissione di politica e attualità condotta da Luca Ciliberti. Luca ci ha raggiunto qua in studio, di cosa ti occuperai e quali saranno i tuoi ospiti oggi? Grazie Lorena. Allora, non potevamo non occuparci di quello che è successo alla Regione in questi ultimi giorni, la quasi crisi della Regione, insomma, con la maggioranza che è andata sotto 2 volte su 2 provvedimenti importanti, quindi li commenteremo con gli ospiti politici. Ci sarà con noi Cateno De Luca, che ormai è diventato il leader diciamo, dell'opposizione anti-Schifani, ci sarà Nino Germanà, il parlamentare della Lega, che commenterà anche ovviamente quello che sta succedendo all'interno della Lega. Commenteremo
anche tecnicamente questi provvedimenti con la costituzionalista Ida Nicotra. E poi parliamo anche di infrastrutture con un'intervista importante a Vincenzo Franza, che è il patron del gruppo Franza, diciamo quello che collega in questo momento. A proposito di ponte. A proposito di ponte, sì, la Sicilia alla Calabria e viceversa. In questo momento ci riesce solo lui. Insomma, tanti argomenti. Ci sarà ovviamente la buona notizia, quella che noi cerchiamo di raccontare ogni settimana con Assia La Rosa, e questo è il menù di questa settimana. Avremo anche, posso anticipare ovviamente ai telespettatori del telegiornale, un racconto di un progetto fantoziano, una delle classiche storie siciliane, un porto progettato male e diventato per 10 anni inutilizzabile. Quindi, lo ricordiamo ancora una volta, restate con noi, subito dopo il TG alle 14:30 la trasmissione Il Punto. Noi andiamo adesso avanti con lo sport, perché il Catania insegue la vittoria che manca da quasi un mese, avversario degli Atenei. Domani al Massimino sarà la Casertana. Sentiamo Marco Carli. Il Catania torna al Massimino e prova a mettersi tutto alle spalle. La vittoria che manca da quasi un mese, il gioco che non decolla, gli infortuni, quella sensazione di cantiere sempre aperto che è una diretta conseguenza dei tanti cambiamenti, e anche quel pizzico di sfortuna che accompagna sempre i periodi no. La Casertana arriva alla sfida reduce da un periodo complicato, proprio come gli Etnei, ed è anche in emergenza. Sembra l'avversario giusto per provare a riacquistare un po' di fiducia, complici alcuni ritorni in gruppo, Di Carmine e Furlan a disposizione, Peralta pronto a partire dall'inizio e uno Sturaro in più. Sturaro, Furlan e Di Carmine sono a disposizione. Valuteremo domattina in quali modi e in quali tempi. Castellini dopo Picerno ha parlato di paura, di difficoltà nel fare 2 o 3 passaggi di fila, un male antico che affligge quando i risultati non danno sicurezza, quella che cerca Lucarelli da alcuni interpreti. La sofferenza nostra nasce da questo, oltre che il fatto che ognuno di noi si porta dentro un dispiacere quando non si vince le partite o quando non si riesce a fare risultato. Cioè, il dispiacere non è solo dei nostri tifosi, o il dispiacere della società, il dispiacere dello staff tecnico. Ci sono delle squadre che sono riuscite in 20 giorni nel periodo dei playoff a fare quello che non sono riuscite a fare in 10 mesi di campionato. Perché mi devo arrendere? Perché devo pensare di sfasciare tutto? Catania Casertana sarà come sempre seguita da Telecolor, collegamenti con lo stadio, commenti da studio in 3 ore live che si concluderanno con le interviste del post-gara. Messina impegnato domani pomeriggio ad Avellino contro la terza forza del campionato di Serie C. Giallorossi in serie utile da 4 giornate con 3 vittorie e un pareggio. Sergio Colosi. 3 campane in 8 giorni per il Messina, che punta a consolidare il vantaggio di 6 lunghezze dalla zona play-out. Non sarà facile perché la squadra di Modica è ospite domani dell'Avellino, mercoledì prossimo riceverà al Francoscoglio il Sorrento e domenica 18 trasferta a Giugliano. 3 formazioni tra ambizioni di primato e play-off che occupano la prima metà della classifica. Si comincia domani contro l'Avellino, che non ha ancora perso le speranze di agganciare la vetta. Il buon momento dei giallorossi e le difficoltà degli irpini al Partenio Lombardi danno speranze al Messina, che altrimenti sarebbe chiuso dal pronostico contro un avversario forte in tutti i reparti. Per entrambe 10 punti nelle ultime 5 giornate. Nel girone di ritorno hanno fatto meglio soltanto Benevento e Sorrento con 13, Picerno con 11. Le assenze complicano le prospettive del Messina. Fuori salvo per 3 giornate di squalifiche e Polito infortunato. Progressi per Pacciardi. Conferma per il giovane Dumbravano al centro della difesa. Tra le notizie positive i rientri di Fumagalli e Ortisi e il recupero di Emmausso. A centrocampo Firenze cerca un posto da titolare, ma difficile accomodare in panchina uno tra Franco e Frisenna. I precedenti favorevoli all'Avellino, con 9 successi in 17 incontri, e il gemellaggio tra le 2 tifoserie completano i temi della sfida in Campania. Ma c'è anche la pallavolo, perché oggi al Pala Catania arriva a Trento la squadra campione d'Italia. Spettacolo insomma assicurato, la Saturnia ci proverà, ma guarda già a 2 sfide fondamentali per arrivare alla salvezza. Marco Carli.
Campione d'Italia in carica e nella sua storia 3 volte campione d'Europa e in 5 occasioni del mondo. L'Itas Trentino, la squadra più titolata della pallavolo moderna, quella del Rally Point System per intenderci, viene a fare visita alla Farm Italia Saturnia Catania. Spettacolo assicurato al Pala Catania con inizio alle 18:30. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Per fare un esempio, è come se nel calcio venisse a giocare nella città etnea il Real Madrid. I ragazzi di Bua sono pronti, anche se ovviamente la favorita d'obbligo è la squadra di Trento, prima in classifica. Trento la squadra è sicuramente più forte finora, sarà difficile, però come abbiamo visto contro la Lube giochiamo bene, possiamo giocare bene anche contro i big. Oggi la festa di pubblico, ma la Saturnia ha anche in testa l'obiettivo, perché mercoledì prossimo arriva al Pala Catania Padova, il vero avversario, insieme a Taranto, con cui i catanesi giocheranno l'ultima. Con 2 vittorie da 3 punti, 3-0 o 3-1 per intenderci, i bianco-blu potrebbero conquistare la salvezza. E adesso con 2 scontri diretti in casa che abbiamo dalla nostra possiamo raggiungere il Taranto, quindi sta a noi adesso approcciare le partite nel modo come abbiamo fatto fino adesso e cercare di vincere questi 2 scontri diretti per arrivare a pari punti e avere la salvezza. Noi ci fermiamo qua, vi lascio adesso al punto la trasmissione condotta da Luca Ciliberti. Grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.